a teoria di Charlie Darwin è una minchiata, perché tu mi spiegare una cosa, cioè l'uomo, allora, la teoria di Charlie Darwin dice che l'uomo diviene dalla scimmia, giusto? Ora però tu mi dire una cosa, cioè perché se l'uomo prima era scimmia e di scimmia è diventato uomo, però non tutti i scimmie diventare uomo, perché ci sono ancora i scimmie che ancora sono scimmie? Perché? Perché queste scimmie ancora sono scimmie? Cioè tu mi dire se la scimmia ancora è viva? Perché? Perché se la scimmia ancora è viva la teoria è una minchiata, quindi la teoria di Charlie Darwin è una minchiata, è inutile le persone. A parte, dico, un po' di bicchieri per terra, diciamo, bella è la strada senza le macchine. Queste sono spugnette. Ah sì, queste sono spugnette. Un peccato, si potrebbero riciclare. Si lavano, magari potrebbero riutilizzarli, che ne so, quelli per gli immigrati. Anche bicchieri di plastica si possono lavare. Ah, c'è un percorso. C'è il percorso di lato. C'è il percorso di lato, ora noi andiamo a corrono, Buongiorno, ma voi siete in anticipo o in ritardo? In ritardo, siamo però con turno di 82 anni. 82 anni. Bravo! E si chiama Caldarella Tavola. Tavola? Caldarella Tavola. 82 anni. Alla patata al club di Però corravo da lavare, se no non lo piglia. No, no, sta picchiando. Ora aspettiamo a davvero. Buongiorno. A 82 anni non devi tutti fare se. E questa è la 10ª maratonina che si fa. Ho capito. Quest'anno è la 10ª. Giusto? Anzi, evviva! Ci siamo quasi, giusto? Dai che io arrivo insieme a Beatrice. Bene, ora signori, approfittiamo diciamo di questo target di maratoneti per approfondire appunto questa minchia di teoria di Charlie Darwin. Cosa ne pensa della teoria di Charlie Darwin? È una bellissima teoria, ormai è fondata, è conosciuta da tutti. È una cosa fondamentale dell'evoluzione della natura. Pensa che è quella giusta? Sicuramente. Ho capito. Lei invece sta già guardando su internet? No, sono i collegamenti. Va bene, grazie. Grazie per il contributo. Abbiamo ora un vero maratoneta, almeno dall'aspetto. Solo Allora, io sto facendo un sondaggio che verrà in onda poi tra un po', diciamo, no? E sto prendendo tutti i target e devo sapere cosa ne pensa il maratoneta della teoria di Charlie Darwin. dell'evoluzione. Sì, quella lì. E lei vuole che io ora stanco morto. Sei una minchiata, sei una No, cosa Darwin vera. aveva ragione, l'evoluzione è la regola prima di tutto il creato, quindi Darwin ha Ho capito, ma allora perché se noi veniamo dalla scimmia, perché ancora ci sono le scimmie? Cioè, allora non si sono evolute quelle. le scimmie venivano da un'altra. Cioè, quelle che ancora sono scimmie, non si sono evolute, cioè, Non mi sono voluto. sono rimaste Sono scimmie. rimaste scimmie. Va bene, grazie. Lei è arrivato primo, secondo, terzo? Ultimo! Minchia, gli ultimi! Saranno i primi gli ultimi. Buongiorno signora, cosa ne pensa della teoria di Charlie Darwin? Allora, Ma è una cosa velocissima. Charlie Darwin, la teoria dell'evoluzione. Sì. Che poi verrà un video. Mi sa dire qualcosa?
tipo ad esempio la scimmia, no? Noi veniamo dalla scimmia, no? Però la scimmia è diventata uomo 2 milioni di anni fa, e la scimmia, ora siamo uomini. Però perché ancora ci sono le scimmie? Non si sono evolute quelle, cioè poverine, no? Siamo evoluti noi. Discriminazione. Ci siamo evoluti noi. Ci siamo giusto? evoluti noi. Che veniamo dalle scimmie, giusto? Sì. Ah, lei ci crede allora che veniamo dalle scimmie? Certo. Va bene. Lei ne è anche un esempio comunque. Lei conosce la teoria di Charlie Darwin? No? Si scandato. Allora, diamo nelle sue mani il piatto, il trofeo che verrà consegnato al primo classificato. Anche quest'anno, così come l'è stato l'anno scorso, vince questa edizione numero 3 della Maratonina del Golfo qui al Gela Luigi Spinali, primo classificato. La prima classificata in occasione di questa edizione numero 3 della Maratonina del Golfo, eccola che sale qui sul palco, ed è l'atleta Liliana Canzoneri. Liliana Canzoneri, prima classificata. Filippo Smelca con il premio Gino Falci. Allora, categoria 70, iniziamo dal primo posto per l'atleta della Polisportiva Atletica Bagheria, Antonino Russo. Il secondo classificato della categoria Senior Master 70, Letterio De Lorenzo. Categoria femminile 35, prima classificata per la Trinacria Palermo, Rosi Patti. Al secondo posto per la Pro Sport Lavarusa, Liliana Scibetta. Mentre al terzo posto per l'associazione No al Doping, No alla Droga, Elisa Simonelli. Questo è il podio della 30. C'è la Simonelli, primo degli atleti in carrozzina, ed è Salvo Campanella. Bravissimo Salvo. Senior Master 35 maschile, dove troviamo Vito Massimo Catania, primo classificato. Al secondo posto Benedetto Ferraguto, e poi al terzo posto per la Niscemi Running Ignazio Avila, anzi sul podio a questo punto. Ritira lui per Massimo, è un compare suo. Andiamo adesso a premiare la categoria 40, femminile 40, la prima classificata, l'atleta della Sport Nuovi Eventi Sicilia, Laura Speziale. Al secondo posto per l'atletica Fortitudo Catania, Lucia Signorello. La terza classificata, che è l'atleta dell'Atletica Nebrodi, Rosalba Ravi Pinto. Categoria M40 sarà il consigliere nonché presidente degli amatori siciliani Nino Gagliardi a premiare la categoria 40 maschile. Complimenti anche a Giancarlo La Greca, ma tutto il podio, Antonino Renga, Giuseppe D'Agostino e Giancarlo La Greca, i primi 3 classificati. E andiamo avanti con la categoria 50 femminile. Allora, prima classificata per la dilettantistica Marathon Maria Giangreco. Al secondo posto per la Palacceolum di Palazzolo, Lucia Calafiore. Mentre la terza classificata di questa categoria, l'atleta dell'Ortigia Marcia, Lucia Moltisanti. Complimenti Lucia, e complimenti chiaramente vanno a tutto il podio di questa categoria, la Senior Master 50. Adesso andiamo all'omologa categoria maschile, dove troviamo il primo classificato, il rappresentante della Morialdo Cefalù, Pietro Saia, capace di 2 ore e 21 nella maratona, quindi complimenti a Pietro Saia. Molti non lo sanno, però lui correva la maratona in 2 ore e 21, che voglio dire sono dei tempi 2:20 addirittura, chiedo scusa Pietro. Complimenti a Pietro Saia. Al secondo posto per l'atletica Augusta è Lino Traina. Dove sei Lino? Il secondo classificato Lino Traina non c'è. Allora al terzo posto troviamo l'atleta della Marathon Monreale, Alessandro Intravaia. Complimenti anche al terzo classificato. Allora, categoria 45 femminile, al primo posto per l'atletica Gela, Laura Granvillano. Al secondo posto per l'atletica Gela, anzi chiedo scusa, per la Trinacria Palermo, Rosa Rita Bernaci, seconda classificata. Mentre al terzo posto troviamo la rappresentante dell'atletica Amatori Sant'Anna, Maria Stella Fazio. Sant'Agata, chiedo scusa. Maria Stella Fazio comunque la terza classificata di questa categoria.
È la volta della categoria Senior Master 80, l'unico rappresentante di questa categoria, Sebastiano Caldarella, primo ed unico classificato, ma sono gli altri che hanno torto perché sono assenti. E il nostro Sebastiano Caldarella, 82 anni, che ha chiuso gli 21 km e 97 metri. Goditi questo momento, Sebastiano, complimenti. Ma Darwin quello dell'evoluzione lo ammettiamo scusa, lui è avvocato. La teoria di Charlie Darwin, cosa ne pensa? È una cosa corretta? Ah, la teoria della specie. Esatto. Dipende quanto fa chilometro. Dipende ecco, dai chilometri che uno riesce a fare, ecco, dalla potenzialità della persona, dalle capacità. Ecco. Quindi i tuoi figli miglioreranno il tuo personale. Esatto. No, allora hai risolto. Possiamo anche staccare, la teoria di Charlie Darwin è stata risolta, praticamente le scimmie che correvano, più correvano e più si evolevano, più vile sei e più scimmia rimani. A voi la linea di studio. Figlia di Adamo ed Eva è nata minchiata, mi dispiace Croce, perché Adamo ed Eva, mentre che sia Adamo, tu sia Eva, io sono Adamo, allora, che ne ha già amma profetare, come si dice, cioè, all'ultimata, che fecero Caino e Abele, no? Caino e Abele, poi Caino ammazzato Abele, restava fuori, cioè ha messo come si profetava, ma magari se suo fratello restava vivo. Due mascoli erano, come facevano? Cioè, per quello la teoria di Adamo ed Eva è una minchiata.